Durante l'assemblea dei soci di Chioggia Ortomercato del Veneto, che si è tenuta lo scorso 11 novembre, l'amministratore unico di SST, dottor Viapiano, ha comunicato che in base alla delibera del Consiglio Comunale 139 dello scorso 21 ottobre, SST è stata incaricata dal Comune di Chioggia di gestire il mercato ortofrutticolo di Brondolo. Nell'assemblea di SST, il socio unico Comune di Chioggia, rappresentato dal sindaco Mauro Armelao, ha deliberato che la nuova gestione inizierà il prossimo 1° dicembre. I soci Sico e Capo hanno espresso perplessità per i tempi ristretti, suggerendo di posticipare l'avvio almeno al 1° gennaio del 2025, consentendo di chiudere il bilancio al 31 di dicembre e completare in tempo le decisioni tecniche necessarie per il passaggio di gestione a SST. È stato inoltre evidenziato che la delibera del Consiglio Comunale consente a SST di affidare la parte orticola a privati o ad altri soggetti, purché conformi ai criteri stabiliti dalla legge regionale sui mercati alla produzione. L'amministratore unico di Chioggia Ortomercato del Veneto, Giuseppe Boscolo Palo, ha ricordato che durante la commissione consiliare del 26 settembre il sindaco aveva menzionato un bando per la gestione della parte orticola, esprimendo fiducia nella possibilità che Chioggia Ortomercato del Veneto possa partecipare a tale bando. Boscolo Palo ha concluso sottolineando che affinché ciò avvenga è necessario il recesso di SST da socio di Chioggia Ortomercato del Veneto.